La Venere di Morgantina, trafugata in Sicilia nel 1988. Morgantina si trova nel centro della Sicilia, famosa per il teatro a tre scalinate, unico nel Mediterraneo. La mostra di Roma dedicata alla storia del teatro romano inizia e si collega al teatro greco e al teatro romano. Il teatro di Morgantina ha una sola copia nel Mediterraneo, è il teatro di Siracusa, che prima di essere semicircolare era a tre gradoni, trapezoidale. La mostra di Roma al Colosseo non indica questi due teatri nella storia del teatro antico. Le molte maschere e statue che si trovano nella mostra provengono anche dalla Sicilia, da Lipari. Le famose maschere del teatro di Menandro, che è stato rappresentato a Morgantina con delle bellissime maschere colorate. Il dio del teatro era Dioniso, diretto discendente del dio Mitra orientale. Il dio Mitra che in Roma ha avuto molti seguaci fino all'avvento del cristianesimo. I modellini del teatro greco che si trovano nella mostra sono tutti a forma semicircolare. Possiamo vedere la differenza enorme fra il teatro trapezoidale a tre scaloni e il teatro semicircolare dei greci. Il Colosseo invece è un anfiteatro, cioè un anello circolare che ospitava le esecuzioni capitali dei cristiani e dei rei. Il teatro di Morgantina invece si trova nel centro dell'Agorà di questa città di 2400 anni fa, a pochi chilometri da Enna, nel comune di Aidone. Il 5 e 6 agosto di ogni anno 250 cittadini di Aidone fanno rivivere Morgantina nel suo teatro e il teatro di Siracusa che vedete è quello dove è stato scavato il teatro semicircolare che esiste oggi. Mentre a Morgantina c'è ancora il nostro teatro a tre scalinate, che si affacciava di fronte all'altare della dea, la Venere di Morgantina, che è 2 secoli anteriore alla Nike di Samotracia. Scolpita su tutti i lati, una statua particolare che doveva essere visibile da tutte le posizioni, fatto inusuale nell'antichità. A Morgantina bellissime vesti antiche e costumi fanno rivivere la città e tutte le attività artigianali e produttive, il Senato ed il mercato. Il Museo di Aidone contiene dei pezzi meravigliosi e unici. Di fronte, sullo sfondo, l'Etna e la valle sotto il vulcano che tanto grano ha prodotto in questi secoli. La Sicilia aspetta la restituzione della statua dal 1988.